Ben ritrovati cari amici per questo nuovo appuntamento con il meteo. L'inverno ha preso possesso di buona parte dell'Europa, si sono segnalate nelle ultime ore delle nevicate intense sulla penisola scandinava. A Stoccolma si sono raggiunti 30 cm di neve, molta neve anche nel sud-est dell'Inghilterra, e finalmente la Dama Bianca, come viene chiamata dagli appassionati meteo, raggiungerà anche il nostro territorio, persino le aree pianeggianti. Diciamo che nella giornata di venerdì appunto arriverà soprattutto nel pomeriggio e sera, in spostamento da ovest verso est, della neve che cadrà anche sulle zone pianeggianti. Diciamolo subito, non ci saranno dei cumuli elevati. Potremo raggiungere i 4-5 cm di neve, forse un po' di più sulla parte meridionale del Veneto, però già nel corso del weekend e soprattutto del sabato il tempo è destinato a migliorare. Ci saranno già sabato delle ampie schiarite, il tutto immersi in condizioni meteo abbastanza fredde. Per capire appunto questo miglioramento volevo farvi vedere questa immagine qui a fianco a me, che è una mappa a 5500 metri che fa vedere la distribuzione delle alte e delle basse pressioni. Qui da noi abbiamo correnti che provengono da nord e questi sono sintomatiche appunto di un miglioramento del tempo che interesserà il sabato e la domenica. Attenzione, domenica mattina farà molto freddo in pianura con temperature abbondantemente al di sotto dello zero, quindi attenzione negli spostamenti per le gelate diffuse. Tempo buono anche a inizio settimana. Pare che ci sia una nuova saccatura artica in discesa tra il 10 e l'11 da nord verso sud, però pare che la direzione sia più orientale, quindi da noi non dovrebbe esserci nessun tipo di problema. Con ora concluso, auguro a voi tutti un sereno fine settimana e per quanto riguarda questa trasmissione ci vediamo appunto all'inizio della prossima settimana.